Le fiamme sono divampate per quasi 6 ore, illuminando la serata nella vallata feltrina, ma alla fine vigili del fuoco e protezione civile hanno avuto la meglio. L'allarme è partito alle 18:30 sul Col Melon, in comune di Pedavena, posizione impervia quanto panoramica, non a caso in località Belvedere. Impossibile che l'incendio passasse inosservato. Sul posto sono così subito arrivate le squadre dei pompieri permanenti e volontari di Feltre e del Basso Feltrino, con 7 automezzi e circa 20 operatori a salvaguardia delle abitazioni più vicine, che in un primo momento sembrava fossero a rischio. Sul Col Melon anche i tecnici dell'antincendio boschivo regionale che hanno coordinato le operazioni, tecnici regionali supportati dai volontari di protezione civile antincendio boschivo, come confermato anche dall'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. Le operazioni di spegnimento si sono concluse con successo a notte inoltrata, mentre le operazioni di bonifica del mezzo ettaro distrutto dalle fiamme sono proseguite per tutto il giorno e si sono rivelate particolarmente complicate, visto che molti alberi erano già al suolo dopo vaia. Sulle cause del rogo stanno indagando i carabinieri forestali.